A corner, come sempre, arriviamo puntuali all'indomani della partita del Catania. Finalmente un sorriso, possiamo dire, finalmente si respira in casa Catania, perché sono 3 punti fondamentali, importanti per cercare di ridare fiducia al tecnico ma anche al gruppo e perché no anche a una tifoseria che ormai sta col fiato sospeso settimana dopo settimana, perché ci si aspetta l'esplosione improvvisa di questa squadra che però fino a questo momento non è assolutamente adesso decollata. ogni 3 giorni, non settimana dopo settimana. Paganè, un attimo. Adesso ogni 3 giorni. Non è possibile. Perché adesso i tempi ma ci arriviamo, si moltiplicano. abbiamo una trasmissione, perché dobbiamo dire sono 7 partite, 6 partite adesso fino ad oggi, settimana in dopo 18 settimana, giorni. fino ad oggi è stato così. Poi adesso saranno di meno le range partite, sarà ancora più corto. Allora, grazie, avete sentito Angelo Patanè, buonasera Angelo. Buonasera a voi. Anticipato tutti, buonasera ad Alessandro Vagliasini. Buonasera a tutti. Grazie anche a Carlo Breve che è con noi stasera in studio. Permettetemi di ringraziare e salutare anche Naomi. Buonasera Naomi. Buonasera Angelo, buonasera agli amici e alle amiche a casa. Ricordo per formalità il numero, perché già avete cominciato a mandare messaggi: 342 771 2855. Allora, fra poco sentiremo già i primi messaggi, perché il telefono, la linea WhatsApp è piuttosto calda, piuttosto diciamo attiva. Permettetemi anche di ringraziare chi settimana dopo settimana sceglie corner per l'approfondimento sul Catania, ma soprattutto alla domenica sceglie di stare con il gruppo di Diretta Stadio, perché sono davvero importanti i numeri che ci vengono poi rilanciati all'indomani per quanto riguarda i dati di ascolto. Un grazie sentito a tutti voi. Allora, prima di cominciare... Questo ci fa piacere. Questo ci fa piacere perché è una grande famiglia la nostra, che ormai va avanti da decine di anni. Da qualche anno si è unito anche Carlo Breve. Ieri siamo tornati indietro, Angelo. Anche tu, io avevo tutti i capelli, ma tu li avevi tutti quanti neri. Alessandro era anche lui con noi. 22 anni fa con Angelo Busetta abbiamo raccontato un Catania-Taranto giocato a Catania. Ma stiamo parlando, Angelo, però di 22 anni ma fa. No, ma di 2 partite che sono completamente agli antipodi. Però vedi, l'idea di fare un Catania-Taranto, ricordarsi all'andata quel gol di Fini, poi quella partita di ritorno, parlavi di ascolti. Io ricordo ancora che a Telecolor abbiamo affisso, ma privatamente, il grafico dell'ascolto di quelle 2 partite, e fu una curva impressionante. E proprio per voler sdrammatizzare un po' la situazione, io so perché ieri il Catania ha vinto. Perché prima di entrare allo stadio abbiamo chiesto un aiuto a una persona. Un appello. Un'intercessione. Un'intercessione. Ve la facciamo vedere, 2-5 secondi. Vediamo. Ecco. Basta. Quello che dovete sapere, quello che ha nella busta sono 8 kg di sale grosso. E quello è uno. E in quale porta è andato a finire questo sale grosso? Purtroppo è andato a finire la porta sbagliata. È andato a finire la porta sbagliata perché ancora una volta abbiamo preso 2 legni. Ciò non di meno, comunque, era una delle voci che hanno caratterizzato lo Stadio Massimino negli anni della Serie A, quando lo stesso nostro amico spettatore, tifosissimo del Catania, invece il suo master era Nino, non era assolutamente Dabbiani. Però adesso l'ha cambiato, portato bene. Ha portato bene. Allora, adesso cominciamo a fare un po' i seri, no? Nel senso, che cerchiamo di capire questa partita come è stata, come non è stata, come si immaginava, invece poi come è venuta. Un flash, vorrei sentire, Naomi, le primissime proprie impressioni da casa e poi dopo cominciamo la chiacchierata qui in studio. Cominciamo allora a bomba. Partita vinta sì, ma il gioco non è né bello né divertente. Vedremo più avanti, scrive Roberto. Ancora, Dabbiani ha solo allungato la sua agonia, scrive Felix. Bisogna fare più punti possibili entro il girone di andata, vincendo anche partite sporche e giocate male. Poi, buonasera, finalmente Lorenzini e Rizzo in campo, Catania vincente, Francesco. L'ultimo, bisogna cercare più sovrapposizioni in attacco, come lo scorso anno Sarno-Rapisarda. Volevo chiedervi se Chiricò potrebbe giocare al centro dietro di Carmine, avendo meno tocchi di palla e sfruttare il suo tiro. Giuseppe Caruso da Gravina. Beh, allora, sì, fra può essere. Chiricò sotto di Carmine.
perché no? Magari lo chiediamo fra un attimo a Carlo. Prima vediamo la partita. Il montaggio è di Ottavio Longo. Rivediamo i 90 minuti del match di ieri e vediamo un po' che cosa è successo in questa partita. You don't wanna dance with me, but babe, that's what I need. Allora, abbiamo rivisto la partita, vado subito da Carlo, avevo promesso che idea ti sei fatto. Tu hai visto la partita, l'hai commentata per noi, una partita che nel primo tempo non è piaciuta assolutamente, il Catania ha sempre il solito, nel secondo tempo poi più da un punto di vista nervoso la squadra ha avuto un po' di ripresa, però non è che i problemi, come dicono anche da casa, sono completamente risolti. Caro Angelo, che chi conosce il calcio, chi conosce le dinamiche dei momenti difficili sa che questo tipo di partite non possono essere spumeggianti, la squadra non si può esprimere con serenità e tranquillità e quindi mi aspettavo una partita molto bloccata e tanta paura da parte dei giocatori del Catania, soprattutto nella fase iniziale. Per fortuna il Taranto è venuto con un atteggiamento molto guardingo e non ha provato a cercare di fare la partita come nei canoni del suo tecnico, è stato lì dietro e ha favorito alla fine quella che è stata la veemenza nel secondo tempo del Catania. Il Catania nel secondo tempo ha avuto l'atteggiamento giusto, è entrato in campo col piglio giusto, è riuscito a sbloccare la partita nel momento opportuno dopo un forcing arremmante e poi da lì insomma ha creato anche qualche altra palla gol e non ha avuto particolari pericoli, ecco. Quindi io direi che alla fine il risultato è giusto e la vittoria è meritata. Alessandro, abbiamo detto che sono stati due elementi che hanno segnato in qualche modo la partita di ieri. In positivo. Due momenti che in qualche modo restituiscono a questa squadra la voglia anche di lottare. Un giocatore che a un certo punto si carica, fra virgolette, la squadra sulle spalle e diventa protagonista in mezzo al campo, uno che entra e fa il trascinatore, elementi che mancavano. Sì, perché poi la chiave di volta è sempre il centrocampo. Le fortune di una squadra passano dall'equilibrio di quel reparto e in un primo tempo dove il centrocampo del Catania ha stentato maledettamente perché si ostinava a giocare in orizzontale, se non addirittura all'indietro troppe volte. Fortunatamente nel secondo tempo sono state aggiustate alcune posizioni, prima di tutto è stato dato più campo e una posizione più congeniale a Bosic. Questo ha permesso al Catania di allargare ancora di più il fronte del gioco e le maglie del Taranto e questa circostanza ha dato a Roberto Zammarini una posizione ideale per far sì che il possesso palla e soprattutto
il palleggio fosse più congeniale ai tempi che necessitava la squadra in quel momento. Poi a questo si aggiunga l'entrata di Peppe Rizzo che da capitano qual è ha veramente tuonato in campo, ha portato tutta la sua esperienza, tutta la sua energia positiva e la squadra ha sentito secondo me l'impulso di questo ingresso di Rizzo, e con un paio di recuperi in mezzo al campo, qualche strattonata energica all'avversario di turno ha detto dai ragazzi che ce la possiamo fare. Isolando però queste due situazioni e qualche altra trama degna di nota, onestamente per come ci eravamo lasciati, cioè dopo Castellammare ad oggi, per come ci stiamo ritrovando, io mi aspettavo molto di più dal Catania ieri. Sentiamo Patanè. Parto dal fronte offensivo e dico una cosa che col passare dei giorni e delle settimane continuo ad esserne ancora più certo. Fortuna del Catania è che lì davanti abbiamo un attaccante come non lo avevamo da parecchi anni, che è Di Carmine, giocatore che è in grado comunque, quando è messo nelle condizioni di avere qualche pallone in area di rigore, di tirare, ed è una delle caratteristiche sulle quali probabilmente possono fondarsi le fortune del Catania. Sì, vero, abbiamo Chirico, Alessandro, tutto vero quello che hai detto, centrocampo, le fortune, però poi alla fine a realizzare i gol ci pensa uno che comunque su 4 palloni che arrivano in porta o nella sua area di pertinenza ne tira 4, non fa 4 gol, perché altrimenti non sarebbe Di Carmine. Ma il problema è che non gliene arrivavano nelle altre partite. Esatto. Ecco perché era il centrocampo la chiave di volta, perché non riuscivamo a sviluppare gioco per portare rifornimenti con continuità di Carmine, cosa che ieri poi in quel brano di partita è successo. In corso d'opera è successo, e questa è una delle letture che secondo me il tecnico rossazzurro dovrà ancora di più cementare. Perché? Perché hai davanti un attaccante che è in stato di grazia, lo dimostra non tanto il numero di gol che ha realizzato, ma tutte le volte che questo giocatore riesce a tirare in porta, a inquadrare lo specchio alla porta, comunque ad essere pericoloso. Spalle alla porta, fianco alla porta, gioca di destro, gioca di sinistro, segna anche di testa. Poi hai un giocatore che è croce e delizia come Chiricò, e ovviamente che fondi il tuo gioco offensivo sulla verve di questi due giocatori. È anche vero che il primo tempo di ieri ci è parsa purtroppo una brutta copia o una copia così fotostatica dei primi tempi non migliori del Catania. Un'attenuante vogliamo darla. Probabilmente ieri, l'ho detto tante volte in telecronaca, ne abbiamo parlato con Carlo, ieri la squadra giocava col pallone medicinale e indipendentemente da un sistema di gioco che è stato caratterizzato, reputo, in extremis in ragione degli infortuni che questa squadra continua ad avere e che non permettono probabilmente a Tabiani di poter utilizzare i migliori uomini a disposizione. Un sistema di gioco che la squadra ha dovuto assimilare nell'arco delle ultime 3 sedute di allenamento, 2 sedute di allenamento, e in ogni caso una tensione emotiva che portava tutti sotto esame, perché Tabiani era ovviamente sotto esame. La squadra rimane sotto esame. Rimane sotto esame. La squadra era sotto esame, perché se tanto mi dà tanto, Angelo, dopo ho concluso, se tanto mi dà tanto non puoi esonerare 20 giocatori, 18 giocatori, non succede mai, però è chiaro che una dirigenza che ha voluto fortemente Tabiani ha ragione ragione diciamo intellettuale di difenderlo finché l'allenatore è difendibile, e quindi la vicinanza della dirigenza agli allenamenti di Tabiani era una vicinanza rivolta alla squadra, rivolta ai giocatori. Primo tempo mi è parsa una squadra un po' slegata, troppo nervosa, atteggiamenti che in campo forse sono giustificati soltanto. Più preoccupata a non subire lo svantaggio, esatto, che è stato sempre un macigno da cui il Catania non è mai riuscito a risalire, o a fatica massima quando ha giocato in casa. Mi ha fatto piacere invece, comunque mi ha rincuorato, dopo tante partite che abbiamo visto in tanti anni di professione, il fatto che a fine partita tutti abbiano abbracciato Tabiani, che non è una cosa scontata e che non è una cosa che mi è parsa di facciata,
quell'abbraccio a fine partita, nonostante i mal di pancia di qualche giocatore al momento dei cambi o altro, che ovviamente è fisiologico, mi è parso un abbraccio poi sincero, corale, di gruppo, e questo forse è il punto Ci torniamo di fra un po' su tanti aspetti della partita. Io vorrei sentire un flash da Naomi, perché i messaggi sono tantissimi messaggi, e allora sentiamo. Una raffica di messaggi. Vincent scrive: la medicina del Catania è vincere e soprattutto continuare a vincere. Ieri vittoria di fiducia. Buonasera a tutti, ieri abbiamo vinto la partita, benissimo, ma stiamo molto attenti perché i problemi ci sono. Il gioco è sempre quello, macchinoso, prevedibile e lento. Saluti, Gianfranco. Buonasera. Avete notato l'unica volta che Chiricò dà palla a Castellini, cross e rete, invece di imbattersi sempre a fare le stesse cose. Saluti, by Ren. Questo Catania sembra tutto fumo e poco arrosto. Gli ingredienti sono ottimi, ma il risultato non è tangibile. L'importante era vincere, ma se il Taranto pareggiava non avrebbe rubato nulla. Forza Catania. Non sono d'accordo, proprio ieri non sono d'accordo. Catania ha preso 2 pali, 2 volte il legno, ha tirato 5-6 volte in 6 volte. 6 volte. Lo dicono le statistiche. 6 volte. 70% di possesso palla. 70% di possesso palla. Magari il Taranto avrebbe avuto la possibilità di realizzare un gol, ma se tanto mi dà tanto il Catania... L'unica situazione è quella con Fiorani. Quella di Fiorani A alla quel fine. punto Sì, quella di il Fiorani. Catania, se tanto mi dà tanto, se dobbiamo ragionare sui se e sui ma, il Catania ne avrebbe potuti realizzare almeno 3. Chiudiamo con un ultimo messaggio, Naomi. Scrivono che la sovrapposizione è molto nel calcio e lo devono capire sia Tabbiani che Chiricò. C'è allora. anche Chiricò nell'occhio del cielo. Questo è un tema. Questo è un tema. Ieri, soprattutto nel secondo tempo, i 2 braccetti che erano 2 terzini, perché Castellini e Mazzotto sono 2 terzini, hanno spinto tantissimo, hanno creato superiorità numerica rispettivamente a sinistra e a destra, e nelle azioni pre-gol e nel gol sono stati 2 protagonisti. inserimenti. Uno di Mazzotta mette una gran palla dietro, uno di Castellini mette una palla al secondo palo deliziosa. Hai parlato di braccetti, Carlo, e poi Però andiamo in pubblicità. Sì. Dico, ma il cambio di modulo, questo atteggiamento inedito, te lo aspettavi o è un segno di tensione? Cioè intanto, come dicevo prima, cerco di non subire il gol e poi lo faccio magari negli ultimi 20 minuti. Sì. Non me l'aspettavo, perché per la squadra che ha messo in campo avrei messo i 4 attaccanti, quindi avrei giocato con Marsura e il tridente. Li avrei disposti in maniera diversa, però lui ha pensato, giocando a 3 e riempendo quindi con i 2 esterni, Bois e Marsura, la linea difensiva, ha pensato prima di tutto a curare bene le marcature preventive, per non subire quelle ripartenze che la squadra ha subito con Latina. Con Latina la squadra si è scollata molto. E il Taranto era schierato come il Latina. Esatto, ieri. il Taranto era schierato come il Latina, sapeva che era pericolosa soprattutto con i 2 attaccanti, perché Cianci e Canutè Risponde per gli inserimenti sono una Canutè. coppia ben assortita, e Cianci è forte fisicamente, riusciva a spizzare sta palla per Canutè che in velocità non lo prendi, e quindi ha voluto rimpolpare la zona difensiva, pensando magari di giocarsela poi nel secondo tempo, e così è stato. Allora ci fermiamo, adesso ci fermiamo, torniamo fra non molto e poi andremo a vedere una box per sentire gli umori, le sensazioni dei tifosi del Catania, fra pochissimo. Allora, di nuovo in studio, di nuovo a corner, sentiamole, stiamo sentendo i messaggi da casa, ma sentiamo la viva voce dei tifosi del Catania, cosa al risveglio stamattina, qual era l'idea di quella che è stata la prestazione ieri dei rossazzurri al Massimino. Sentiamoli in questa box raccolta dalla nostra Naomi. Dopo giorni di sofferenza, ieri è arrivata la tanto agognata vittoria, una vittoria che avrà sciolto i dubbi relativi all'allenatore e soprattutto avrà risollevato il morale dei tifosi. Venite con me. Sinceramente non lo vedo questo Catania così forte come dicono loro. Questa vittoria di ieri è riuscita un pochino a convincerci sul mister, sulle scelte della società, sulle scelte relative alla squadra. Sincero, ancora deve dimostrare. Ci piace. E come? Il mister non è tanto buono, però buono che l'abbiamo vinta la partita. Sta andando ora un po' meglio il Catania. Dobbiamo superare
gli altri due che ci vengono ora, il Tuscia e l'Avellino. Se superiamo questi due vuol dire che la squadra si è ripresa. Dopo la vittoria di ieri è cambiato qualcosa? Un po' di fiducia in più nei confronti dei Tabbiani, della società? Io spero proprio di sì, perché comunque il mister sta mettendo in campo una squadra, il gioco c'è, certo ragazzi bisogna avere un po' di pazienza, la squadra è nuova, Catania siamo molto esigenti, però secondo me qualcosa è cambiato. Ci aspettavamo di più quest'anno. Rispetto all'allenatore che mi dice? Delle scelte tattiche che ha messo in campo? Ma è una squadra nuova, non sappiamo come va, però secondo me si è dimostrato un po' una delusione quest'anno, anche l'allenatore. Troppo in orizzontale, quello è il mio punto di vista. Un classico. Che anche io una volta giocavo, per carità. Ma dicono che questo allenatore sia troppo abituato al girone A, quindi alle squadre del settentrione. Sì, deve cambiare, si deve un attimino ridimensionare qua a Catania, poi vediamo, cambiare qualcosina al centrocampo e poi ti posso dire, come disse Newton, eppur si muove. Le citazioni, capito, della fisica, eppur si muove. E con questo per oggi è tutto. Ciao Corner. Allora, siamo arrivati alla fisica. Sì. Poi era Galileo Galilei, però va bene lo stesso, Però, Newton, voglio siamo dire, lì, non è un problema. Però la buona volontà va premiata, Sì, no? sì. In questo senso, voglio dire, Tra Alessandro, il Tuscia e Newton oggi c'è una clip fantastica. No, però io vorrei tornare sul tema che avevamo lambito con Carlo prima della pubblicità, cioè questo modulo inedito, e fare una considerazione. Può darsi che l'allenatore, la dirigenza ha constatato che questa rosa non è adatta per il 4-3-3 con quella vocazione offensiva sbandierata a inizio stagione, in considerazione del fatto che nelle precedenti 7 partite aveva realizzato 7 gol, quindi un gol a partita con enormi difficoltà, e che non aveva quella tenuta difensiva che magari ci si auspicava da alcuni giocatori esperti lì in mezzo alla difesa, che hanno reso questo processo di crescita più lento e forse indotto nel momento più delicato a questa variazione. Allora io penso, Alessandro, che se ci fosse stato ieri Silvestri o Quaini avrebbe giocato a 4. Quindi magari in questo momento non si fida di Lorenzini, che ha giocato pochissimo, mancando i 2 difensori centrali, tra virgolette, dei titolari, non vuole affidare a Castellini a andarlo ad affiancare a Curado, perché avrebbe sofferto la fisicità di Cianci, e allora si è affidato a una difesa a 3, e devo dirti che è stata anche una scelta intelligente. E quindi scusami, se mercoledì tu rivedessi questo modulo contro il Monterosi Tuscia, saresti sorpreso a questo punto? Rientra con Silvestri. La disponibilità di Silvestri, saresti sorpreso ora, sai, se riproponesse questo modulo mercoledì? Rientra Silvestri e sai, sono filosofie del tecnico. Silvestri sicuramente è abituato a giocare a 4, potrebbe fare il braccetto a destra, ma non ha la stessa attitudine ad appoggiare, a spingere che ha Castellini. Quindi se fa giocare Silvestri, se lo farà giocare, io credo che giocherà a 4, se no potrebbe riconfermare il modulo a 3 con Castellini e Mazzotta. Il dubbio che questa squadra non è da 4-3-3 ti è venuto in questo primo scorcio di stagione o no? No. Alessandro, sai il dubbio che mi viene? È che una difesa a 4 può stare, quello che ancora non si è riuscito a quadrare è proprio il centrocampo. Anche ieri, in una giornata dove bisognava dimostrare dal primo secondo, dal primo istante, di essere nelle condizioni mentali, nelle condizioni non soltanto fisiche, ma attitudinali, per poter imporre dal primo istante il gioco lì in mezzo, sono rimasto particolarmente deluso dalla Dinetti. Perché che è un la giocatore, Dinetti sta facendo fatica. È un giocatore, Carlo, è un monopasso, allora, è un monocorde. La domanda di Alessandro è giusta, legittima, nella misura in cui
evidentemente ancora questa rotazione a centrocampo, questa quadratura lì in mezzo non c'è stata, perché la Dinetti è un giocatore... Rizzo, esatto, poi la Dinetti, poi Guaini, poi di nuovo la Dinetti. E quello è un ancora ruolo non- fondamentale, sai, il da play Masura mi per una aspetto- squadra che gioca 4-3, il ruolo del play, del giocatore che fa da schermo davanti alla difesa, deve avere determinate caratteristiche per far girare la squadra, è un ruolo fondamentale. La Dinetti finora purtroppo non è riuscito a dare un'impronta, non ha risposto alle attese. Allora, vediamo un po' di partita anche, abbiamo certo. chiacchierato tanto, abbiamo sentito i tifosi, vediamo qualche episodio di partita, ci sono diversi episodi da moviola, insomma, comunque da da analisi, ridere, della partita. da videotape. Direi di cominciare subito con la prima azione che abbiamo ritagliato, che è quella di un bel movimento in area di rigore di Di Carmine, che abbiamo già... No, non è questa, dobbiamo alla moviola numero 1, quella che dobbiamo andare a vedere è la moviola numero 1. Partiamo dal primo tempo, qua siamo già nella ripresa per quello che abbiamo visto e adesso magari ci arriviamo a quella immagine lì, però partiamo dalla moviola numero 1, il tiro di Di Carmine, sempre Di Carmine ha tirato per l'occasione che stavamo vedendo, Esatto. però voglio dire è un'azione un po' diversa, perché Di Carmine là fa un'operazione difficile Tu intendi il passaggio di Boa da destra, lui che stoppa il tiro e per si gira. sinistro. Esatto. Vediamo se riusciamo a vedere questa immagine, altrimenti magari la riproponiamo più Nel avanti. frattempo, Carlo, prima durante la pubblicità dicevamo nel Sì, frattempo, nel frattempo la preparano se c'è, altrimenti Di andiamo avanti, Carmine no? finisce Vediamo direttamente il gol. ampiamente in doppia cifra questo campionato. Di Carmine è un lusso per questa categoria, Angelo. Di Carmine è un goleador di razza, è un bomber letale, se lo mette nelle condizioni, ora sta pure Se lo meglio metti nelle fisicamente, condizioni, se lo esatto. mette nelle condizioni è letale, ora sta anche meglio fisicamente, ieri si vedeva come attaccava con rabbia la profondità, ha dettato 2 o 3 volte il passaggio, cosa che nelle partite precedenti non ha fatto perché non aveva ancora nelle gambe la forza per andare a spingere e ad accelerare. Quante volte ha detto Di Carmine di sentirsi soffocato dalle difese avversarie quando i suoi compagni di squadra non riescono ad aprirgli le maglie? Anche ieri ha detto, quando mi lasciano, mi danno la possibilità i miei compagni di avere una maggiore libertà, io faccio il mio dovere. Perché Angelo, con Chiricò che non attacca mai la profondità, Chiricò vuole sempre palla sui piedi, serve un attaccante esterno che attacchi la profondità. Lui quando ha giocato Bocic ha fatto sempre bene, che Bocic è bravo ad attaccare la profondità e a creare scompiglio e spazi, cosa che Marsura non fa. Marsura è un esterno più da binario, più da 1 contro 1 proprio sulla fascia. Come è successo con il Latina, insomma, è andato quasi in profondità, ha dato poi quel più pallone. volte, lui lo sa fare molto bene, ma non ha la capacità realizzativa e di tagliare e creare profondità e creare quindi gli spazi per Di Carmine. Secondo me ancora c'è un filo di fragilità mentale, questa è una squadra che non riesce a leggere in maniera corretta i le risultati fasi. ti aiutano, Alessandro. Sì, però dico, mi sembra nel DNA, almeno fino ad oggi, questa squadra una difficoltà a leggere i momenti chiave della partita, e la considerazione la faccio anche sposandola a un discorso statistico. Però ieri, Alessandro, permettimi se ti interrompo, l'ingresso in campo, noi stiamo rivedendo sempre queste che sono le immagini che si riferiscono al secondo tempo. Diciamo che la partita è cambiata quando Rizza a un certo punto è entrato in campo e c'è un momento in cui lui saluta il pubblico e si carica il pubblico. Quello diciamo, è un sintomo di come dire, siamo un'unica cosa, aiutiamoci, cerchiamo di adesso andare a vincere questa partita. C'è stata qualche verticalizzazione? Cioè, lui ha messo qualche palla proprio cercando la profondità dei compagni, cercando lo scontro fisico. Quello è fondamentale. Una squadra che è in difficoltà deve cercare lo scontro fisico. Però ampliavo questo mio ragionamento anche con una notazione di carattere statistico. Se ci fate caso, il Catania ha vinto per 3 volte in partite dove non ha subito gol. Ha vinto col Picerno 2-0, a Caserta 4-0, ieri 1-0. Significa che quando passa in svantaggio è una squadra che veramente accusa più del lecito il colpo e stenta parecchio a rialzarsi. Quando trova l'episodio e sblocca la partita, e allora ritrova d'incanto, diciamo, una coesione anche. Quindi deve sapere soffrire, diciamo, il concetto e allora è la questo. squadra forte è quella che vince le partite sporche come quella di ieri.
più partite vinci 1-0 con l'episodio, col gol di rapina, e più questa squadra acquisisce autostima, consapevolezza e può, secondo me, progredire in maniera costante in classifica. Se invece ha queste pause, questa discontinuità di prestazioni prima ancora dei risultati, difficilmente può imboccare la strada giusta. Allora, direi di sentire ancora qualche messaggio, perché ce ne sono tantissimi, poi andremo a vedere anche le prime grafiche, poi vedremo anche le azioni da Moviola. Naomi. Sì, no, stavo cercando di interpretare questo messaggio che secondo me ha detto: allora io la butto lì, poi vediamo cosa esce. Scrive: buonasera, il Catania è l'unica squadra che gioca al calcio, purtroppo non segna nessuno, io ci credo che andiamo in B, diretti. Poi mi sapete dire a dicembre Forza Catania sembra in qualunque categoria. Non ho capito, se non segna nessuno come ci andiamo in B diretti? Vabbè, ci affidiamo alle forze supreme. Continuiamo, in questa categoria bisogna vincere le partite anche in maniera sporca, e il Catania ieri l'ha fatto. Lorenzini dovrebbe avere più spazio. Non esistono... Scrivono che non esistono partite facili. Ieri abbiamo creato 4 occasioni nette, mentre non abbiamo subito quasi nulla. Adesso dobbiamo vincere le prossime 2 se vogliamo rientrare in corsa. L'altra volta erano -3, stavolta sono -2. Il Tuscia, che abbiamo così soprannominato. Con 3 punti già guadagnati in una partita tecnicamente complicata, perché comunque, indipendentemente, tu parlavi di statistiche, delle statistiche tra Catania e Taranto, il Catania ha avuto quasi sempre la meglio nei confronti del Taranto nelle partite giocate in casa, però è anche vero che ieri è una partita totalmente diversa da tutte le altre Catania-Taranto che ho raccontato, abbiamo visto nell'arco degli ultimi anni. Era un Catania-Taranto che poteva servire davvero al Taranto per fare uno dei pochi risultati con 3 punti allo Stadio Massimino. Non c'è riuscito, e quindi questa è una nota di merito ulteriore nei confronti del Catania di ieri. Alessandro, cominciamo l'analisi degli episodi. Non degli episodi, gli episodi ci abbiamo fatto molto delle grafiche, perché vediamo il calendario. Il calendario ci illumina, perché ci dice anche che il Catania ora entra in una fase dove giocherà tantissime volte fuori casa e ci dovrà dire realmente di che passa è fatto. Vediamo se appunto riusciamo a dare uno sguardo al calendario, tra l'altro con... Ma questo è il prossimo turno. Chiaramente possiamo anche vederlo, nel senso, voglio dire che partiamo dal prossimo turno. Partiamo dal prossimo turno, poi vedremo tutti gli impegni, il calendario del Catania. Se possiamo tornare... No, siamo sul calendario, ci spolpiamo il calendario. Quindi dopodomani alle 18:30 a Teramo, perché il Tuscia gioca a Teramo, quindi il Catania sarà subito in campo a distanza di 72 ore dalla partita col Taranto. Domenica arriva l'Avellino, rilanciato alla grande, alla cura Pazienza, e poi c'è il recupero, quel famoso recupero della partita non disputata alla seconda giornata, che, come abbiamo anticipato già alcune puntate fa, sarà l'1 novembre, però alle 16:15 e non alle 14 come sembrava in prima battuta. Di nuovo trasferta 4 giorni dopo a Potenza, che ha cambiato allenatore, c'è Franco Lerda adesso che siede sulla panchina del Potenza, quindi il 5 novembre alle 2 a Potenza, ancora trasferta, quindi 3 trasferte di fila, vedete, Brindisi, Potenza, Cerignola, d'altronde sono perché tante, il Brindisi si incastra come recupero, quelle sono 2 partite di fila in trasferta da calendario, quindi diventano 3 partite di fila in trasferta. E il 12 novembre quindi Cerignola-Catania, Cerignola vera rivelazione del campionato, ancora imbattuta, formazione molto molto interessante, e poi questo tour de force, almeno per questo quadro di impegni, si conclude il 18 novembre, che è sabato, alle 2 arriva al Massimino la Turris. Quindi insomma c'è di che lavorare. Sì, no? ma soprattutto ci sono queste 4 partite fuori casa su 6, quindi solo Avellino e Turris al Massimino contro 4 trasferte. Sicuramente al termine di questo ciclo di partite capiremo molto di più, perché saremo già quasi verso la fine del girone d'andata. Se è vera la teoria che finora ci è stata spiegata, questo Catania dovrebbe trovarsi paradossalmente meglio giocando in trasferta, se le formazioni di casa lo aggrediscono, liberano gli spazi, e potremmo vedere un Catania probabilmente con un'espressione di gioco sicuramente migliore in trasferta che in casa. Io non sono molto fiducioso
su questo dettato di teoria, perché assolutamente teorico. Per me Massimino in casa deve essere una roccaforte importante e non devono esserci attenuanti né scuse né niente. Sì, le squadre in trasferta ti fanno giocare un calcio diverso con molta probabilità, ma questo non toglie che il fortino dei punti lo devi guadagnare in casa, non in trasferta. Volevo precisare una piccola imperfezione sulla grafica: la partita con l'Avellino in casa gioca alle 16 per esigenze televisive, non alle 16:15 come era scritto. Quello era quanto previsto dal calendario di Lega. Sì, però che andrà su Rai 2, cioè un fatto diciamo inedito nel panorama della Serie C. È storico. Molti hanno fatto i complimenti al presidente Marani per aver trovato questa collocazione sulla Rai di una partita di Serie C, cosa che non è mai accaduta. Se sei d'accordo, adesso almeno come domenica pomeriggio. Altra grafica, Alessandro, che cosa, verso dove vogliamo andare? Allora, io direi intanto di iniziare a approfondire i temi legati alle pagelle, così poi ci concentriamo sul prossimo avversario, sulla possibile formazione per mercoledì e sul borsino degli infortunati, degli indisponibili. Sono tante perché richieste da casa per sapere come stanno i giocatori. Ci sono situazioni in evoluzione, anche in alcuni casi in negativo, ma saremo più precisi tra alcuni minuti. Allora, possiamo partire dalle pagelle, magari vedere chi è il migliore prima di vedere il totale delle pagelle, vediamo se possiamo. Già lo stiamo vedendo. Abbiamo fatto spoiler, Alessandro, ormai noi abbiamo il nostro modulo, niente, hanno sovvertito pure il nostro modulo oggi. E quindi iniziamo subito con le pagelle. Partiamo proprio da Tabbiani, che oggi ha la sufficienza piena, un bel 6. Continuiamo con in porta Beters, voto 6,5. Per la difesa 7 a Castellini, 6 a Curado, 6,5 a Mazzotta. Centrocampo 6,5 a Bua, 5 per Ladinetti. Rizzo, che entra al posto di Ladinetti, 6,5. Zammarini, voto 7. Marsura, voto 6,5, 6 per Zanellato, che entra al suo posto. In attacco 6,5 per Chiricò, per Dubiscas 5,5 che entra al posto di Chiricò, 6 per Bocic, 6,5 a Lorenzini che prende il posto, e poi punta Di Carmine, voto 7, Sarao, voto 6. Questa è la pagella complessiva. Sì. Adesso... Chi è il migliore, visto che ci sono 3-7? Ora ce lo dice Naomi. Il migliore è Roberto Zammarini, scrive Valia Sindi, l'ideologo del piano vittoria, con un secondo tempo in cui gioca ad un tocco e svetta per ritmo, tecnica e lucidità. Entra in tutti gli highlights rossazzurri, il filtrante per Mazzotta prima del destro al fil di palo del 10 ed il tema da cui nasce l'assist vincente di Castellini. In fase difensiva è determinante nel finale sul tiro a botta sicura di Samele, su cui si immola con coraggio respingendolo col corpo. Allora. Mi pare che siamo tutti concordi che a un certo punto è stato lui a responsabilizzarsi in mezzo al campo. A mio avviso è stato l'uomo chiave, poi chiaramente loro possono avere altri migliori però se vediamo nella le loro valutazione. Se guardiamo tutte le pagelle, magari sentiamo quelle di Carlo, poi ti dico la mia. Ritorniamo sul campetto intanto, così ce le riguardiamo. Curado secondo me ha fatto una grande partita, ieri non ha dato scampo a Cianci, che è un ottimo attaccante, quindi Curado secondo me è stato tra i migliori della linea difensiva, così come Castellini, che tu giustamente hai premiato nel voto, e così anche come Mazzotta. I tre difensori hanno fatto un'ottima partita. Quindi tu mezzo punto in più a Curado? Sì, avresti dato. Sicuramente mezzo punto in più a Curado. Poi sono d'accordissimo con Zammarini, sta dando tanta dinamicità al centrocampo del Catania, è un corridore con i piedi anche buoni, che si inserisce, e ieri con un centrocampo a 2 dove Ladinetti andava a una marcia ridotta, lui sicuramente si è sobbarcato gran parte del peso. E Angelo invece sui 3-7? Esatto. Che non è un gioco di carte, no, ma partiamo però da reparto centrocampo per allargare un po' il ragionamento, ma proprio guardando sulla tua grafica. Difficilmente fate rivedere il campetto con i voti? Difficilmente abbiamo visto un centrocampo dove svettavano tutti i voti ampiamente sufficienti, ed è questo uno dei limiti probabilmente di questa squadra, cioè dare un 7 a Rizzo, che per quanto mi riguarda è stato invece uno dei giocatori più importanti in quel momento preciso della partita, perché abbiamo parlato di personalità, abbiamo parlato di carattere, abbiamo parlato di voglia di dare una marcia, senso di appartenenza, una marcia ai compagni di squadra, prima ancora che al pubblico. Noi gli abbiamo dato il top del match in anteprima corner a Peppe Rizzo, però il 7
in una cornice temporale così ristretta forse sembrava, rispetto a quelli che il 7 sono meritati nei 90 minuti come Castellini, Zammarini e Di Carlo. In termini diversi, anche nell'ottica della proiezione di quella che potrebbe essere l'evoluzione di questa squadra e di questo gruppo. Perché se il 7 di Rizzo è il migliore in campo, che possiamo distribuirlo tra Rizzo, Ladinetti, tra lo stesso Di Carmine, Ladinetti no. Scusami, tra Rizzo, Castellini, Di Carmine, no? O Zammarini, no? Che possono essere... C'è un messaggio a Lucia. No, non l'ho letto. Leggilo per favore. No, è già passato, quindi lo dovresti rimandare. No, perché ce ne sono tanti messaggi. Sono alquanto offesa da questo messaggio. Questo era straordinario. Eccolo qua, leggilo tu stessa così ti Naomi, da cosa, Cari Goddu, pare zanzariera da me casa a mare a Fondachiello. Io veramente, una dice cresciti fighi e questo è quando, basta, sono offesa, per oggi non parlo più. Ci fermiamo un attimo, raccogliamo le idee. Raccogliamo le idee e dopo proviamo a vedere anche le immagini della partita. Adoro. Non si salva nessuno. Allora, ci siamo organizzati anche con la regia. Il bello della diretta è questo, perché se togli questo aspetto anche durante una trasmissione dove ci cervelliamo a parlare di calcio. È stato invertito un 4 con un 1. Di sistemi, non so se mi spiego. Cosa succede se in campo uno schema di cambia 4 e 1 e cambiano molte cose. Allora direi di cominciare con l'occasione, poi torniamo sulle grafiche e andremo a vedere anche il prossimo avversario, perché è giusto che se ne parli. Partiamo dall'occasione creata nel primo tempo dalla Catania, eccola qui, a cui facevamo prima riferimento. Finalmente siamo riusciti. No, questo è il tiro di Fiorani. Questo è il tiro di Fiorani. Diciamo che oggi non ci siamo. Vabbè. Andiamo a braccio. Questa è l'unica, l'unico serio pericolo. L'azione più pericolosa in termini assoluti. Oh, perfetto. Pallone che sfiora il palo di destra, Fiorani che si libera, lì probabilmente... Penso che ci sia stata anche una leggera irregolarità del terreno che ha cambiato la direzione al pallone. È vero, ho avuto questa sensazione anch'io. È stato bravo lì, perché la difesa è messa bene. È stato velocissimo nell'anticipare. Bravo lui, molto bravo. Hai visto là il pallone a un certo punto? Forse addirittura sulla linea che delimita i 3 metri, probabilmente. Là ha cambiato direzione. È anche pressato, quindi... Era ben indirizzato il tiro. Questo intanto, diciamo, l'unico vero serio pericolo. Forse ce n'è stato un altro con la parata di Betels. Però quello di Canote nel primo tempo, nel secondo tempo. Non c'è un errore nella difesa, non c'è un errore del Catania. Questo è davvero sarebbe stato un bel gol, perché comunque è merito di è una chi tira. giocata, è una bella giocata. Sì. Allora, vediamo il prossimo episodio, vediamo cosa succede, così lo commentiamo in presa diretta. Ordine sparso. Dai, qua siamo praticamente al gol, così siamo a posto. È la parte finale del gol. È la parte finale del gol, perché negli highlights sono tagliati così. Ed quindi... è importante vedere che ci sono 4 giocatori che attaccano la porta dentro l'area avversaria. Azione di 18 passaggi del Catania. Importante. 18 passaggi. 18 passaggi. E anche un assist di Marsura che ci sta probabilmente a fargli crescere un po' Ma Marsura ha quell'autostima. fatto una buona partita ieri, anche un ruolo a tutta fascia che può essere anche confezionato bene per lui. Ha fatto un'ottima partita, riparte, strappa, mette tante palle in mezzo, un giocatore importante per il Catania Marsura. C'è una domanda di Luca che chiede che se ci può stare un 4-2-3-1 con Bocic, Chiricò e Marsura dietro Di Carmine. Ieri ci poteva anche stare. Sì. Chiricò potrebbe anche giocare, o si possono invertire durante la partita. Chiricò può andare a giocare, può andare a fare il sottopunta vicino a Di Carmine, si intendono a meraviglia, o Bocic in determinati momenti può andare a fare il sottopunta, Bocic può andare a giocare largo. Ci sono 1000 modi per sbizzarrirsi. Carlo, però Bocic del primo tempo non è stato quello del secondo tempo. Perché non ha il pelo di Chiricò. Esatto. Perché 3-4-2-1, lui è in una posizione amorfa per lui, ambigua, non riusciva a trovarla. Non lo riproporrei. Non è stato mai innescato. Per 45 minuti mai è stato innescato fuori dalla partita. Sì, fuori poi dalla invece, partita. Sistema di gioco che cambia. Secondo tempo invece è entrato con un piglio diverso,
lo hanno cercato meglio, hanno allargato di più, si è allargato anche lui di più in ampiezza e ha favorito gli inserimenti sia di Marsura che di Mazzotta, è stato devastante nel secondo tempo. Peccato per il gol che non ha realizzato, perché poi poteva anche a un certo punto avere la migliore possibilità per fare un gol, ma probabilmente ce l'ha ancora il colpo in canna. Vediamo un altro episodio, grazie Quando alla regia, vediamo cosa... Un altro telespettatore chiede quando rivedremo Chiarella in campo. 2 settimane. Ieri diciamo ha incominciato ad assaggiare 2 settimane. il campo, Qui siamo la panchina. alla traversa Penso di... alla partita dopo l'Avellino. E comunque Bocic è un giocatore di cui il Catania non può farne a meno, secondo me. Che ha delle Giocatore frequenze più che ha alte di tutti gli caratteristiche altri. diverse da tutti gli altri attaccanti, è difficile che ne possa fare a meno il Catania. Quindi Allora, nel reparto di 3 davanti ci stanno mandando Bocic una- c'è Ci deve sempre. stare. Allora, Sì. abbiamo visto almeno 6-7 volte l'incrocio dei pali, Di no? Curado. Di Curado. Sulla è sponda di Lorenzini. Una palla sporca anche Sì. questa in area di rigore è arrivata, però ha creato... Sì, apprensione. magari la rivediamo mentre... ecco qui. Sarebbe stato il primo gol Da calcio d'angolo. ma non solo, è realizzato da un giocatore che non è un Che non attaccante. è Chirico di esatto, Carmine. che non è un attaccante. No? Sì. E questo è uno dei limiti ancora che questa squadra E non ieri riesce. abbiamo visto per la prima volta 2 giocatori andare a calciare un calcio Diversi. d'angolo in maniera Esatto. diversa, quindi andavano Chirico e Ladinetti sia da un lato che dall'altro, quindi qualcosina di nuovo si è visto, anche se c'è tanto da lavorare secondo me sulle palline attive e si potrebbero fare tante situazioni che possono essere congeniali ai giocatori che Ad ha il esempio Catania. ieri il Taranto rimessa con le mani lunghissima all'interno della rigore, l'abbiamo pallone, visto. esatto, il servizio. Mastro Monaco da e una quello- parte, Panico anche nel secondo. E quello potrebbe essere... Nel primo tempo da sinistra. Abbiamo 2 allenatori completamente diversi, uno quasi maniacalmente legato agli schemi di gioco, l'altro invece a tutte quelle che possono essere invece le giocate, gli schemi sui calci piazzati, sulle giocate. Il Taranto, mi dicevi ieri, ne inventa 2-3 a settimana. 2-3 a settimana, cambia sempre. Ieri non hanno avuto modo di... Ieri ha marcato molto bene il Catania nella fase difensiva, curato su tutti nelle palle aeree, è stato un gigante, quindi non ha dato nessuno spazio agli attaccanti e neanche ad Antonini è riuscito a rendersi pericoloso. Vediamo ancora un episodio, se c'è lo chiedo alla regia, vediamo di poter... Eccolo qui La l'altro traversa episodio. di Dubiscas. Questa è una bella azione alla mano che avvia lo stesso Dubiscas che trova un bel buco sulla destra, poi Sarao fa scorrere per Zanellato, di Zanellato che dà la è palla importante. all'indietro. Io credo che Zanellato mercoledì sarà della partita. Ieri, ha qualche problema tranne fisico. che abbia qualche problema Purtroppo fisico. ha qualche problema fisico. È uscito ieri con qualche acciacco e c'è molta apprensione sulla possibilità che mercoledì possa essere disponibile. Purtroppo i giocatori che hanno... ha sentito muscolare, qualcosa proprio nel finale purtroppo della giocatori partita. che da tanto tempo sono inattivi, fanno di solito la prima partita la fanno sempre bene. Di Deli che si è fermato quasi subito. La prima partita la fanno sempre bene e poi magari possono avere qualche piccolo fastidio. Per questo ci auguriamo che recuperi. Chiarella passeranno, per quanto possa immaginare io, almeno altre 2 settimane, non 2 partite. Però ma sono proprio delle per assenze garantire... pesanti, perché Zanellato, Deli e Rocca adesso diventa pesante. A metà campo i giocatori adesso sono contati. Ma quando sono tutti Ladinetti, questi Rizzo, problemi muscolari, secondo te è un caso o ci può essere qualche problema legato alla per preparazione? quanto riguarda o al campo d'allenamento? Per quanto riguarda Zanellato abbiamo detto, è arrivato in netto ritardo, quindi ho capito, però sicuramente... dico, se uno arriva da una lunga inattività magari va gestito forse in maniera più prudente. Va gestito sicuramente, va gestito sicuramente. Dico, non sono può lì essere... dentro, non riesco, non posso darti una risposta un certa. numero così elevato di problemi muscolari, cosa ti fa pensare? L'altro, il Rocca Rocca sicuramente ha fatto Deli. tutta la preparazione, quindi mi sorge qualche dubbio. Deli è arrivato in ritardo anche lui. Quaini ha saltato questa partita. Quaini anche lui ha fatto quasi tutta la preparazione. Insomma, ora incominciano a essere tanti gli infortuni muscolari.
nello staff devono riuscire a capire in fretta magari qualche metodologia di lavoro fisico che deve essere adeguata al campo, alla temperatura, al ciclo di partite consecutive, ma non credo che siano degli sprovveduti, cioè dei professionisti che lavorano per una squadra e per una città come Catania non credo che siano degli sprovveduti. Adesso vediamo se c'è un ultimo episodio, se l'abbiamo e lo rivediamo, altrimenti... Questo almeno era l'ultimo della partita, questo di Dubiskas, però magari ne abbiamo lasciato per Vediamo strada se c'è qualcos'altro, lo recuperiamo. Questa è l'azione del tiro di Di Carmine, sì, bella questa combinazione Mazzotta, Zammarini, Mazzotta e poi il passaggio all'indietro per questa conclusione di Di Carmine che accarezza il palo alla sinistra di Vannucchi. Un bel tiro anche questo. Alla Di Carmine comunque la tira, da sì. qualunque posizione, è un giocatore che... Per quanto riguarda Mazzotta, devo dirti che in questa posizione, oggi a 34 anni, lui magari può esprimere il meglio negli ultimi anni della sua carriera. Sa dosarsi, sa scegliere i tempi. È una posizione dove non deve per forza spingere, non deve andare sempre. È bravo nella fase difensiva perché lui è molto intelligente, è molto intelligente nella fase difensiva e può appoggiare pure in determinati momenti il gioco d'attacco. Può diventare insomma una fase della sua carriera diversa. E guardando mercoledì, su quali scelte tu già siamo a mercoledì? Sì, dai. Ci siamo già arrivati. A questo punto rientra Silvestri, giusto? Quindi torna disponibile. Torna disponibile Silvestri e quindi credo che lo metterà dentro, ritengo, e quindi non credo che con Silvestri riproponga una difesa a 3. Allora, non il credo. Tuscia ad Avellino ha giocato con la difesa a 3, che poi è difesa a 5, quindi un altro tema tipo Taranto, tipo Latina, Foggia, squadre che che il Catania ha digerito male. Okay. Squadra che è ultima in classifica. È ultima in classifica, però ieri ha fatto una buona prestazione ad Avellino, è stato in vantaggio e ha perso negli ultimi 4 minuti. Partita da prendere con le squadra pinze. diciamo al momento che sembra in disarmo, però la partita di ieri deve destare un attimo di Alessandro, però smettiamo attenzione. Togliamo subito stiamo facendo determinati schermi. Ultima in classifica, c'è un motivo, non è l'ultima in classifica, la seconda giornata del campionato. Per provare a vincere la partita e dare un senso a questa non ci sono attenuanti, risalita. Non era un modo per sviare qual è l'obiettivo, era solo per dire la classifica. Nel frattempo così ce ne andiamo facile, non esistono. Chiedo alla regia di farci vedere la classifica, la rivediamo. Questa è la classifica. Il Catania ha meno 10 dalla Juve Stabia, una partita in meno, lo dobbiamo ricordare. Una partita in meno, abbiamo detto 4 trasferte da fare e 2 delle prossime 6 da giocare in casa, e quindi un cammino particolarmente tortuoso. Si va a giocare mercoledì col Monterosi, ultima in classifica, squadra che segna col contagocce, anche se domenica ha segnato, poi è stata comunque recuperata. È una squadra che imbarca gol, ed è una squadra che ovviamente venderà cara la pelle, utilizziamo tutti i termini che vogliamo, diciamo che in questo campionato, in nessun campionato ci sono partite facili o scontate, però probabilmente l'assist migliore per Tabiani, l'assist migliore per la squadra dopo la partita di ieri è giocarsela con l'ultima in classifica, giocarsela in trasferta dove c'è stato detto che il Catania può esprimersi in maniera migliore rispetto che quando viene soffocato dalle linee difensive troppo arretrate, dai centrocampi troppo stretti, dagli attaccanti che stanno tutti dietro la linea del pallone. Se il Monterosi vuole fare qualcosa deve provare a vincere questa partita, per provare a vincere la partita non possono stare 11 dietro la linea del pallone, proprio per questo l'assist più importante è che il Catania la giochi probabilmente anche dopo 2 giorni, perché sinceramente forse questo è il momento in cui la squadra non vede l'ora di tornare in campo e possibilmente di andare a vincere. Probabilmente questo è un ragionamento giusto, perché una volta che si è, voglio viverla in questa maniera la trovato, preparazione. La vittoria ci si prende gusto, no? Giocatori che hanno giocato meno o hanno giocato peggio. Però Angelo ti vengono a mancare delle alternative in questo momento, con tutti questi infortuni
questi indisponibili, le rotazioni non le puoi fare per come magari avevi in mente di fare prima Alessandro, del Taranto e hai ragione, verso l'Avellino. ma non puoi ragionare oggi con una panchina che ha traballato fino a 12 ore fa. Quel tema che abbiamo lanciato la settimana scorsa, 3 partite di valutazione, allora, non si è esaurito con la vittoria allora, di ieri. il Catania, lasciamo perdere, non potrebbe mai essere proprio il Catania questa deve giocare al meglio che può la prossima partita, la prossima ancora. Il Catania dovrebbe pensare a giocare bene tutto il campionato e vincere quanto più possibile le partite. No? Hai probabilmente, e ho finito, perché vorrei... l'idea della dirigenza che è stata veicolata 7 giorni fa, cioè quella di dire diamo queste 3 partite, probabilmente si fondava sul volano di entusiasmo che poteva procurare un'eventuale vittoria col Taranto. Convincente, ma una vittoria convincente. Alessandro, hai vinto, d'accordo, non hai convinto, come si dice, alla fine però diciamo però hai vinto. La sostanza... Allora, il volano è arrivato, la marcia è arrivata, dopodiché te la giochi con l'ultima in classifica e quindi hai la possibilità dopo 3 giorni... però anche un grande rischio. Tutto quello che dici tu, ma c'è un grande rischio. Chiaro. Perché hai un jolly da giocarti se non lo giochi bene. Io credo che mercoledì metterà dentro Rizzo sicuro, ritengo, per una turnazione in mezzo al campo e quindi chissà che magari darà un turno di riposo alla Dinetti, ritengo, e se deciderà di far giocare Silvestri o rigioca con la difesa a 3 e fa fuori uno tra Castellini e Buà, ma in questo momento Castellini è in grandissima forma, è in grandissima crescita, quindi ritengo che in questo momento il Catania non possa fare a meno di Castellini. E mi dispiace molto per Zanellato, che sarebbe stata una rotazione importantissima perché ha delle qualità diverse da tutti gli altri centrocampisti, il giocatore più di spessore tecnico. Domani faranno il primo allenamento vero dopo la partita che oggi hanno fatto, diciamo, uno scarico defaticante. E domani si capirà appunto se è Zanellato. Ma si è allenato oggi Zanellato perché ha fatto poco, anche lui. Quindi domani sarà decisivo per capire Zanellato. Possiamo dire che Bocic, che è uscito ieri anzitempo, aveva dei crampi. Vabbè, è una botta alla caviglia, ma dovrebbe essere disponibile. Ci dobbiamo fermare, Alessandro, facciamo il punto infermeria fra non molto e poi torniamo anche da Naomi. Una breve sosta, abbiamo anche da vedere il 3-2-1 per vedere come stanno lì in vetta in alto. Catania spera di arrivarci presto. Fra pochissimo saremo di nuovo insieme. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Allora, come promesso, andiamo da Naomi perché sono tanti messaggi da leggere, li abbiamo visti girare, però leggiamone qualcuno. Iniziamo dal messaggio di Nino, che non ci sta rispetto a quello che viene detto su Tabiani, perché scrive: alcuni scrivono Tabiani allunga la sua agonia. Questo è sbagliato, dice Nino, questo danneggia la serenità della persona. Ebbene, la sfera personale non è da sottovalutare. Ancora, ieri l'Avellino ha faticato in casa contro l'ultima in classifica, quindi il campionato è ancora lungo e nessuna squadra può considerarsi schiacciasassi. Forza Catania, Giancarlo. Ancora, buonasera a tutti. I pali della porta si possono fare più sottili? Propone Benny. Da valutare effettivamente questa proposta. Scrivono anche: se resta Tabiani mi fa piacere, ma se dovesse partire prendiamo Maran, oltre ad essere un ottimo allenatore è una bravissima persona. Forza Catania, ma anche Tabiani è una bravissima persona, l'abbiamo più volte sottolineato. Poi, buonasera, ma secondo voi Patteni Cavardi o Pattio Rizzo? Grande Peppe, Forza Catania. Pensare che Rizzo è rimasto sull'onda lunga della carriera che aveva fatto la scorsa stagione a Catania, doveva essere probabilmente, non dico un panchinaro di questa formazione, ma un uomo di forza caratteriale, ma non un uomo d'azione come titolare tutte le partite, e questo dimostra la difficoltà che il centrocampo del Catania sta avendo a riorganizzarsi, perché Rizzo diventa invece l'uomo della vittoria, ma diventa anche l'uomo titolare sempre in questo momento.
continuo. Scrivono ancora: smettiamola di trincerarci dietro la scusa che il campionato di Serie C è molto fisico e che le partite sono tutte difficili. Se abbiamo un organico di categoria superiore dovremmo letteralmente divorarci gli avversari. Se ciò non accade è solo demerito dell'allenatore. Poi ci viene in aiuto Giampaolo per ricordarci, rinfrescarci la memoria. Ricordiamo la storia recente: evoluzione Azzori, Mialovic e involuzione Mialovic, con lo stesso organico scritto a carattere cubitale e col punto esclamativo. Evoluzione Mialovic Giampaolo. Sì. Va bene, è la zanzariera che mi dà la testa, giusto, vabbè. Ancora, buonasera a tutti. Il problema di questa squadra è atletico e da ieri si è aggiunta anche un'evidente confusione tattica. Abbiamo vinto a stento contro una squadra mediocre, non siamo guariti, scrive Sebbi. Incassiamo questa vittoria ma senza un seguito, ovvero la partita con Monterosi e Avellino, non abbiamo fatto niente, sottolinea Matteo. Verissimo. L'ultimo, per il momento: salve, sono Pino Villa, vorrei che mi rispondesse da studio. Come mai il Catania ha tutti questi infortuni? È un caso? Violenzuola non so, però l'abbiamo già parlato, quindi va bene, questo è quanto. Vabbè, adesso vediamo di tornare al campo, vediamo come stanno lì in vetta. Però dico, questa cosa è strana. Angelo. Carlo ha detto una cosa importante. L'anno scorso 30 infortunati, 30-25 infortunati, ma ci sono dei professionisti staranno verificando. Non è possibile, Michele aveva ragione. Michele aveva ragione, indisciplinato. Devo dire, ha ragione Michele. E poi c'è anche tu, Alessandro, non è possibile, poi ti fai trascinare. No, fammi completare, c'è a disposizione del Carlo, però Catania. aggiunge qualcosa anche tu. E allora abbiamo finito. C'è Giovanni Petralia che insomma è il coordinatore della parte fisica. Strano perché quindi ci sono dei professionisti e c'è una società che è pronta sicuramente, che starà guardando e starà valutando. Indisciplinata al massimo. Allora, vediamo il 3-2-1 di Triolo e dopo torniamo in studio. Un po' come l'interrogazione di metà quadrimestre, e la Juve Stabia risponde presente. Guido Pagliuca parla ancora di salvezza, ma i 21 punti in classifica, 3 lunghezze di vantaggio sulla seconda, adesso possono fare immaginare qualcosa di più per le Vespe, anche perché il successo di sabato a Torre del Greco è arrivato contro una delle formazioni più insidiose di questo girone, un campo caldo, difficile da giocarci e con una pressione notevole. I gialloblu hanno tenuto botta, Pagliuca ha trovato la chiave tattica giusta con le due punte, dominando il gioco per 60 minuti, soffrendo nel finale, d'accordo, ma ci può stare. Adesso sotto con la Casertana che, attenzione, in casa non ha mai vinto sinora, ha perso le ultime due. Se la Juve Stabia dovesse uscire indenne anche da lì, guai a sottovalutarla. La Susi corre e il Benevento sembra aver imparato la lezione arrivata contro il Picerno. La squadra di Andreoletti è riuscita ad espugnare il campo neutro del Sorrento grazie ad un gol di Bolsius pescato dalla panchina, ma soprattutto ha vinto con una prestazione convincente, fatta di tanta sostanza, di diverse occasioni da gol costruite, di quel gioco sporco nel secondo tempo è necessario in questa categoria che Andreoletti ha anche oreggiato a fine partita. Dicevamo settimane fa che il Benevento è rosa costruita per lottare a lungo se avesse acquisito quella mentalità da Serie C che gli mancava dopo la retrocessione. Ecco, oltre ai 3 punti dal Viviani, forse hanno portato a casa anche quella, e non è poco. Chi ha corso davvero nelle ultime settimane è stato l'Avellino, tant'è che è arrivato lassù. Terzo posto in classifica, 5 vittorie nelle ultime 6 partite, una sola sconfitta a Messina quando gli irpini si sono specchiati troppo. Nelle ultime 3 uscite non ne ha sbagliata una. Da quando sulla panchina campana è arrivato Michele Pazienza c'è stato un cambio di marcia evidente, anche a livello tattico, col passaggio al 3-5-2 che ha valorizzato le caratteristiche individuali dei giocatori più di talento. E non si pensi che contro il Monterosi sia stato semplice, con una rimonta sudatissima e con alcune intuizioni tattiche che hanno permesso di ribaltarla. All'orizzonte c'è l'imbattuto Cerignola, un punto più giù e tanta qualità. Ecco, la prossima interrogazione di metà quadrimestre toccherà proprio all'Avellino. Questi dormono. Oh, neanche a farla apposta, anche lui parlava di interrogazione, di classe, indisciplinati. Abbiamo capito tutto, la situazione qui è quella che... Parliamo del Monterosi, Alessandro. Dobbiamo richiamarlo, Michele, un giorno. Torna presto, Michele. Abbiamo preso in esame il rendimento casalingo stagionale del Monterosi, vediamo se riusciamo a mostrarvi, eccolo qua, nel dettaglio. In casa finora un pareggio e 4 sconfitte su 5 partite, con un saldo negativo di 5 gol fatti e 12 subite, sconfitte subite per opera di Juve Stabia, Taranto, Casertana e Cerignola, l'unico punto contro il Latina 2-2. I migliori marcatori sono Rocco Costantino,
un vecchio bucaniere dell'area di rigore in Serie C con 3 reti. Si chiamava Rocco. Esatto. E Andrea Silipo che ha realizzato 2 gol. Di scorta ci sono altri attaccanti interessanti come Vano e come Ekuban. Dietro la difesa è registrata da Sini, che è un giocatore molto esperto, un mancino che è deputato ad avviare l'azione dalle retrovie. Non lo aiutano però a guardare i bene. Numeri sicuramente sono contrari impietosi. Assolutamente. Alcune buone caratteristiche per alcuni giocatori, tutto il resto però mi sembra che sia una squadra che abbia imbarcato anche ieri, dalle immagini che abbiamo visto, azioni tutto sommato leggibili sulla fase difensiva. Però Angelo, ogni qualvolta abbiamo lodato il Catania, la partita dopo siamo stati smentiti, quindi questo è un test assolutamente questo è un test fondamentale. Psicoattitudinale. Dopo Caserta eravamo qui, proprio c'era anche Carlo, mi ricordo, dopo la vittoria di Caserta, pensavamo che fosse l'inizio un 4-0 largo in trasferta. Immaginavi cose diverse, no? Poi giochi in casa con Latina, ti viene fuori quella partita. Io non voglio immaginare, però se tanto mi dà tanto, mercoledì sera potremmo avere un Catania che non veda l'ora di giocarsela, stavolta in diretta sulla Rai. Le dirette con la Rai non sono andate benissimo, tutte le partite. Chiamiamo l'amico col corno, esatto. Non sarà, tutte le partite che sono state finora trasmesse così in chiaro. Però non andavano su un altro canale, sempre della mamma. Però diciamo che non c'è stata una massima espressione. Non sono andate bene, quindi non speriamo che prima o poi la legge dei grandi numeri che cosa dice? Prima o poi deve cambiare. Allora, i grandi numeri che cosa ci dicono, Naomi? Stiamo quasi per chiudere, abbiamo 2 minuti da qui alla fine, non dico che facciamo solo messaggi, però abbiamo il tempo per sentire qualche altro. Scusa Naomi, solo per completare il discorso relativo alla partita di mercoledì, infortuni bene o male abbiamo detto. Mercoledì trasferta. Ci parlavano di De Luca, scusami Alessandro. Sì, De Luca è fuori. Diciamo dalle allenatore. Se la situazione dello staff tecnico rimane questa, sicuramente De Luca a gennaio cambierà aria. Dicevo, trasferta libera per i tifosi del Catania a Teramo contro il Monterano. Mentre i tifosi dell'Avellino con limitazioni potranno venire a Catania, nonostante la rivalità storica. Limitazione probabilmente alla fidelizzazione, legata alla fidelizzazione. Come è stato per i tifosi del Taranto. Tra l'altro alcuni tifosi del Taranto, questo per la cronaca, sono presentati ai portoni d'accesso del settore ospiti con dei biglietti contraffatti, biglietti falsi. Quindi ci sono stati anche problemi proprio di prefiltraggio che hanno causato lavoro per le forze dell'ordine, per gli steward, un supplemento di lavoro. Allora, sentiamo Naomi. Spazio al complottismo durante questi ultimi minuti, perché scrivono: secondo me Patanesi ha fatto il botulino, mi pare Ciappuliscio Francesco. E questa io volevo leggerla. Beh, adesso torniamo al calcio, un po' di ottimismo invece, perché dicono: tra 3 e 4 partite, compreso il recupero di Brindisi, parleremo d'altro, sempre e solo Foggia Catania. Secondo me ieri se questo è il segnale, cioè se questo è il momento topico di questa fase del campionato, sì, perché hai 2 partite a distanza ravvicinata, potrebbero essere teoricamente 3 vittorie, potremmo parlare d'altro, ce lo auguriamo. Ci mancherebbe. Speriamo di non prendere altri legni, perché qua Mattia scrive: al 20° legno ci danno la coppa del nonno? Lo scopriremo, cambieranno il regolamento, ogni 10 vali un gol, non lo so. Scrivono: il Catania è sano e lo dimostrerà nelle prossime partite. Nino da Bronte. Buonasera, proviamo a formare un buon gruppo e cercare di arrivare più in alto possibile, ci giocheremo la B ai playoff. Credo comunque che a questa squadra manchi qualcosa, scrive Giuseppe74. Sono d'accordo. Ancora: se per caso o per sbaglio vinciamo mercoledì e domenica, siamo direttamente da Serie A. Il tifoso catanese Lux C.N e cuori rossi. Bene. Penso che il Catania sia una squadra dal 3° posto in giù. Sull'allenatore si doveva fare una scelta più idonea, magari un tecnico più appropriato al girone C. Mercoledì si deve vincere, perché altrimenti la vittoria contro il Taranto non sarà servita a nulla. Scrive Salvo. Se non si vince, Carlo, non è servita a nulla. Sicuro? Naomi. Continuo. Penso che il Catania in casa, pur avendo perso, abbia giocato bene. Adesso comincia il bello, vinciamo a Monterosi e battere l'Avellino in casa e vincere a Brindisi, siamo tutti lì, forza Catania da Bronte. Abbiamo segnato l'unica occasione in cui eravamo in 4 in area di rigore, questo non succede praticamente mai, serve un attaccante che non abbiamo.
Catania, sfortuna 1-0. Abbiamo vinto anche contro i pali e traverse. L'ultimo, buonasera e forza Catania sempre, ma per questa stagione ci possiamo studiare un musso. Per la B magari ne parliamo il prossimo anno, magari con un altro allenatore. Alessandro dalla Germania. Allora, abbiamo chiuso con questo messaggio dall'estero. Mi auguro di no. E ci auguriamo tutti. Posso chiedere a Carlo Breve E 30 secondi di risposta. se ti sorprende che in 8 partite il Catania non ha ancora avuto un calcio di rigore? Sì, anche questa è un'analisi, ma poche punizioni anche dal limite. Questa è anche un'analisi importante che hai fatto. Secondo me Chirico e Bocic devono stare un po' più stretti e più vicini a Di Carmine, cosa che domenica è successa. Dobbiamo ringraziare tutti, devo ringraziare intanto Naomi, grazie per il suo contributo prezioso con i social, con il contatto con il pubblico che ci segue da casa. Non possiamo mandare e fare vedere tutti i messaggi, però ci proviamo, ci mettiamo tanta veramente un filo diretto, tanta bello. buona volontà. Grazie a Carlo Breve che è stato Angelo, con noi, grazie sarà a con voi. noi anche mercoledì, perché seguiremo la partita chiaramente. Probabilmente giovedì. E probabilmente Perché no? non lo sappiamo, vediamo un po'. Probabilmente sicuramente domenica, probabilmente anche lunedì. Quindi praticamente adesso prenderà a casa qui, qui, starà qui, con Non noi. sarà più breve ma lungo, Carlo Lungo. Esattamente. Grazie Molto volentieri. ad Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Grazie anche ad Angelo Grazie a Patanè, voi. il più diciamo, irrequieto, diciamo indisciplinato. Grazie a tutti voi, ci rivediamo mercoledì alle 18 perché la partita comincia alle 18:30 con Diretta Stadio e poi giovedì torniamo con Corner, domenica l'ha già detto Patanè, torniamo con Diretta Stadio, poi lunedì insomma è lunga, C'è di tutto. c'è di tutto. Ma è contro il Tuscia. Ma È contro il Tuscia per questo. Vabbè, grazie, buona serata e ci rivediamo mercoledì pomeriggio alle 18.